perciò lei vuole spiegato questa chiesa di quanto epoche si tratta, no? Vabbè, prima lo porto nel Conte lo porto nel Cavaliere Grande Marzi, che è amico di Orlando, che è abbastamato dentro la lurna, e questa lurna di qua. E questo cavaliere è amico di Orlando, è amico di Orlando, e c'è stata una lotta 3 contro 3 all'isola di Lampedusa, cioè un piano grande, quando quasi è gettato Agrigento, e si sono lottate 3 contro 3. Lì c'era Orlando, Oliviero e Brandemarti. Da Brandemarti è questo. E lì c'erano 3 saraceni, Vecchio Sibrino, Agramandi e Agragasso, tra i quali questo combattimento ha durato 3 giorni e 3 notti, perché erano cavalieri forti che imbattibili. Ma però Orlando aveva la torrentana incantata di Maga Sibilla, una maga cristiana, ma Agramandi aveva 7 piassi nella pancia, che la cosa, come si chiama, questa maga era una maga saracena, e dove colpivano a questo Agramandi non lo potevano uccidere i paladini crociati. Una volta Orlando si è besticciato con suo zio Re Carlo Magno, allora lui con la rabbia che aveva e gli stava tagliando la testa a suo zio, dopo lui si è pentito e si è fermato con la torrentana così. Lui con la rabbia che aveva è andato fuori dalla tenda del suo zio Re Carlo Magno e ha fatto volare la torrentana e non l'ha preso più. Dopo loro hanno levato i tenti, hanno levato i tenti, hanno levato il campeggio dove erano messi tutti questi cavalieri crociati, e di là di quel posto è passato il cavaliere Agragasso e ha visto questa torrentana che spallucciva, è sceso del cavallo e lui ha letto la torrentana di Orlando, incantata di Maga Sibilla. Lui si è preso quella torrentana, dopo succedevano le guerre e lui ammazzava tanti crociati con quella torrentana, e Orlando aveva la torrentana normale. Dopo il Re Carlo Magno con il Re Saraceno hanno dato ordine di lottarsi 3 contro 3, di un vero spaggiamento di sangue tra i Saraceni e tra i paladini crociati. E allora il Re Carlo Magno ha dato quest'ordine e si dovevano scontrare all'isola di Lampedusa. Ora, siccome questo Brandemarti era sposato e la sua donna ha fatto un sogno, non mi ricordo come si chiama, mi pare che si chiamava, diciamo che si chiamava Ginevra. Allora questa Ginevra ha fatto un sogno e Orlando è andato a bussare nel suo appartamento e gli ha detto sua moglie: chi è che bussa? E sono io, Orlando, amico di Brandemarti. Posso entrare? Sì, Orlando, entra, siediti, ci pigliamo una cosa di bere, chiacchieriamo un po'. Allora loro hanno parlato, all'ultimo gli ho detto: Orlando, Ginevra, io ho ordine del Re Carlo Magno che Brandemarti deve venire con me a combattere all'isola di Lampedusa. No, è impossibile, perché io ho fatto un sogno che mio marito era in battaglia e moriva in battaglia. Io non te lo do a mio marito, ma no, dici, io sono un fratello di tuo marito, di Brandemarti, che lo amo di più di mio fratello, come se fosse sangue divino. Allora gliel'ha dato, è andato a chiamare dopo Oliviero, e sono andati all'isola di Lampedusa. E sono andati all'isola di Lampedusa, hanno combattuto 3 giorni e 3 notti. Allora, sarebbe Brandemarti si è lottato si è lottato con Vecchio Sibrino, e Agramandi si è lottato contro Oliviero, e dopo c'era Agragasso, si è lottato contro Orlando. Siccome Agragasso aveva la torrentana incantata di Maga Sibilla, che era la torrentana di Orlando, con quella torrentana gli ha dato
4 spatate di gatto della Torlentana nella visera d'acciaio, e Orlando stava cadendo per terra, e lui aveva il cavallo che si chiamava Baiardo, che era un cavallo bianco, e allora il cavallo, quando ha visto che lui stava cadendo per terra, il cavallo Baiardo ha scappato e l'ha portato in zarbo. L'ha portato in zarbo, e dopo, quando è ritornato, ha visto Brandemarti steso per terra, e lui, Olivero, quando visse che Brandemarti è caduto per terra, Olivero ha scappato via, e dopo la battaglia l'ha vinta dai Saraceni. Dopo Orlando ha suonato il corno, la tromba, si è messo in capo alla montagna, e Brandemarti lui l'ha riotto dalla testa, e il Brandemarti, Orlando gli ha detto: Brandemarti, fratello mio, adesso come ci devo dire a tua moglie, Brandemarti, chi ti ha colpito? Mi ha colpito a Gramante, mi ha colpito a Gragasso e a Tradimento, e gli deve dare le spalle, perché lui si lottava contro 2 saraceni, e lui, per guardarsi le spalle, è andato tra un tronco d'arbolo per guardarsi le spalle. Dopo lui è stancato, si è levato dal tronco d'arbolo e si è lottato a spagge libere. Ci è andato a cagarsi di dietro e gli ha spaccato la visiera d'acciaio e gli ha tagliato un po' la testa. E allora Brandemarti gli ha detto ad Orlando, vinci questa battaglia, non fare più spargimento di sangue tra paladini saraceni e tra paladini crociati. Sì, ti vendicherò. Dopo Orlando è andato nella montagna, ha suonato il corno, i saraceni hanno sentito che suonava il corno d'Orlando, dice: Moro, dice, ancora dobbiamo uccidere Orlando per vincere questa battaglia. E i saraceni festeggiavano la festa, hanno preso le armi, hanno preso i cavalli e sono andati fuori, e hanno uscito fuori del bosco, e hanno visto Orlando con la visiera in acciaio tutta illuminata che spalluceva in quella montagna, e gli ha detto Gramante: Orlando, scendi giù che uccidiamo anche a te. Sì, sono venuto per uccidere a tutti e 3 voi, come tu ragazzo che hai ucciso il mio amico fratello Brandemarti, sarai punito primo di tutti, ti spaccherò in 2 pezzi con tutto il cavallo. Allora lui è sceso e si è scontrato in combattimento con Agragasso, e si sono lottati con la spada e dopo con la Torlentana, e l'ha spaccato in 2 pezzi così con tutto il cavallo. Dopo si è lottato a Gramante contro Orlando. Orlando sapeva che aveva 7 piastre incantate nella pancia, che glielo ha detto Maga Sibilla: tu gli devi spaccare tutti i 7 piastre della pancia. Dopo lui non è più invulnerabile, e lui è mortale, e lo può uccidere. Orlando gli ha spaccato la prima piastra, la seconda piastra, la terza piastra, la quarta piastra, la quinta piastra, la sesta piastra, gli ha spaccato la 7ª piastra. Dopo si sono lottati giusti normali con la Torlentana, gli ha dato una spatata nella pancia e l'ha ucciso a Brandemarti. Dopo si è lottato Vecchio Sibrino visse che non ci poteva con Orlando, ha fatto volare la spada. Prima si sono lottati con la spada, dopo si sono lottati con la Torlentana, Vecchio Sibrino contro Orlando. Allora Vecchio Sibrino ha fatto volare prima la spada, dopo ha fatto volare la Torlentana, si è levato l'armetta, l'ha messo per terra, l'ha scacciato col piede e ha detto: Orlando, non mi uccidere, io mi ginocchio e mi faccio cristiano. Orlando dice: sì, Vecchio Sibrino, non ti uccido, se ti fai cristiano ti fai battezzare del vescovo, del mio vescovo francese. Allora Orlando dice: alzati Vecchio Sibrino. Si è alzato e si sono fatti amici, e ha finito questa battaglia. Questi cavalletti di qua gliel'ho fatto io, che io faccio il falegname, e questi cavalletti di qua gliel'ho fatto io a Brandemarti, e 40 anni indietro, hanno 40 anni questi cavalletti, l'ho fatto tipo spagnole, tipo colonne spagnole l'ho fatto. Quelle cose dentro sono l'ossa del resto del corpo di Brandemarti, sono ridicoli, perché dopo questo Brandemarti è stato santificato e gli hanno messo Santa Lucia e Brandemarti.
quelle cose là dentro sono le ossa del corpo di Brandemarti, sono relicole sante di Brandemarti. Dopo questo cavaliere, Brandemarti, è stato santificato del Papa e l'hanno fatto santo e si chiama San Felice Brandemarti e lui ha fatto tanti miracoli, ha fatto. Perciò questa chiesa risale di 4 epoche, 2 parti normanne e 2 parti spagnole. La prima epoca della chiesa è del 1100, che continuava di quella parte della sul centro della navata. Era costruita ai tempi del re Carlo Magno, primo di Conte Ruggero. Qui c'era un tempio di Atene, greco che dominava tutta la città di Agrigento. Quando dopo i francesi, il conte Ruggero con i suoi cavalieri normanni ha cacciato i saraceni dalla Sicilia, l'ultima città da conquistare era Agrigento. Dopo te lo spiego che c'è la figura di conte Ruggero con i cavalieri, con i saraceni, la Madonna che gli è apparita, perché in Agrigento c'era una grande fortezza con le mura, era impossibile conquistarla e c'erano assai cavalieri saraceni. Allora San Gerlando, cugino di conte Ruggero, ha pregato alla Madonna, ha pasta alla Madonna e la Madonna ha fatto venire tutti i cavalieri crociati invulnerabili, che quando i saraceni saltavano con la spada e gli appezzavano la pancia, i cavalieri crociati non morivano, i saraceni non morivano. No, i paladini crociati non morivano, i saraceni invece morivano. Allora quando hanno visto che i cavalieri saraceni stavano sempre vivi quelli, si sono arresi e così ha conquistato la città di Agrigento conte Ruggero. Questa epoca di qua è la seconda epoca che l'ha costruito conte Ruggero con gli stessi pezzi del tempio di Atene greco. E infatti si vede che ci sono i colonni diversi. E il tetto è normanno del 1300. Queste colonne di qua erano costruite con il tufo. Nel 1400 c'è stata la frana e gli hanno messo colonne diverse. E nel 1976 c'è stata un'altra frana. E adesso la chiesa è stata rimborsata di dentro e di fuori. Ecco. E dopo c'è stata una guerra che l'imperatore dell'Austria con l'imperatore di Spagna erano 2 cugine e hanno dichiarato guerra alla Francia e hanno conquistato tutto il nord Italia, hanno conquistato tutta la Sicilia e hanno cacciato i francesi dalla Sicilia. E il vescovo spagnolo ha prolungato la chiesa, questa parte del 1600 e l'Aquila è il regno delle 2 Sicilie. L'imperatore dell'Austria si è preso il nord e l'imperatore di Spagna si è preso il sud. Dopo il spagnolo, sempre quello là, che è quel spagnolo là che ci andiamo, ha prolungato la chiesa nel 1700, Rococò, troppo carico lavoro. Questo vescovo doveva prolungare la chiesa giù nelle gradine, voleva fare la chiesa più grande del mondo. La torre del campanile la doveva fare 4 volte più alta di com'è, che aveva dominato tutto il panorama di Agrigento, tutta la provincia. Siccome Gesù non voleva che la chiesa più grande del mondo doveva essere Agrigento e se possibile era più grande anche della chiesa di San Pietro, e Gesù questo non ce l'ha permesso e ha fatto morire il vescovo. E infatti la torre è stata incompleta, non è completata giusta come doveva venire. La torre del campanile è rimasta incompleta. Adesso quell'organo di là, penso che l'organo di là, quell'organo di là è un organo spagnolo, perché i spagnoli quando sono rientrati hanno fatto tutto rotondo, hanno fatto colonne rotondi, no, spagnoli hanno fatto tutto rotondo. E dopo, quando c'era il governo di Mussolini, un vescovo Bartolomeo La Lumina, che là ha fatto scolpire, ha fatto togliere il gesso di queste colonne e ha trovato le colonne originali normanne. E dopo c'erano 2 ordini, un organo in mezzo di quelle 2 colonne là e un organo in mezzo di 2 colonne là. Erano barocchi, erano costruiti tipo barocchi. Dopo l'organo
questo vescovo l'ha fatto mettere al centro dell'altare del barocco e l'ha fatto mettere là. Questa è una cappella spagnola 1600 costruita dai spagnoli. Quello è San Gerlando protettore di Agrigento, cugino di Conte Ruggero, scolpito da un architetto spagnolo del 1600, tutto a legno. Dopo abbiamo qua il portale normanno, che risale del 1100, e la tomba è spagnola del 1600, che il corpo di San Gerlando è stato seppellito dentro quella tomba là. La tomba è stata rapinata 4 volte, però non ci hanno arrivati i fogli d'argento, tutte le immagini di cavalieri crociati con il Conte Ruggero. E allora questa quarta rapina, i ladri sono entrati in questa chiesa e hanno spogliato la tomba di San Gerlando con tutti gli angeletti attorno che aveva, e hanno rovinato la tomba di San Gerlando. Questo è Conte Ruggero, quello è Conte Ruggero il conquistatore della Sicilia. E infatti Conte Ruggero mantiene sotto i suoi zampe del cavallo, sotto i suoi piedi mantiene due saraceni sotto il suo cavallo, con tutto il cavallo là. Quella è la Madonna, e questa è lì è la battaglia nella città di Agrigento, e infatti prende la Madonna, e infatti lì ci appazza la Madonna a Conte Ruggero, che San Gerlando, suo cugino, ha pregato alla Madonna, e la Madonna ci apparì a Conte Ruggero, e lui quando si lottava non moriva Conte Ruggero, e non morivano gli altri paladini crociati. Abbiamo la Madonna di Antonello Gaggini, scrittore siciliano da Palermo, e quella parte di là, la Madonna, e questa parte di qua, per prendere la Madonna. La Madonna è costruita di Conte Ruggero da Palermo, no, Conte Ruggero, ho sbagliato. La Madonna è stata scolpita nel 1492, quando Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. È stata scolpita di Antonello Gaggini, un grande scrittore siciliano da Palermo. Attorno della Madonna c'erano 4 angioletti scolpiti della scuola di Antonello Gaggini, dei ragazzi da 15 anni e 16 anni. Siccome questa Madonna, dopo la guerra di Mussolini, nel 1954, i banditi sono entrati nella chiesa e hanno rubato la corona d'oro, hanno rubato la corona d'oro della Madonna, hanno rubato la corona d'oro di Gesù Bambino, la catenetta, l'anello, e dopo questi banditi sono ritrovati, e queste cose sono nel vescovo in cassaforte. La Madonna di qua também. Di questa parte la Madonna, dopo prende la Madonna, di questa parte la Madonna si mantiene allegra che sorride verso suo figlio Gesù e verso di tutti noi. E Gesù Bambino tiene il mondo per le mani e si mantiene triste per noi che siamo tutti peccatori. Dall'altra parte invece la Madonna si mantiene triste per suo figlio Gesù, che doveva morire sulla croce, e Gesù Bambino che tiene il mondo nelle mani. Dall'altra parte Gesù Bambino si mantiene allegro per tutti noi che siamo peccatori, che ci doveva salvare dai nostri peccati. E infatti se lei se ne va là, lei può vedere la Madonna che cambia il viso, e Gesù Bambino che cambia il viso. Per prenderla più bene si deve mettere dove sono io. No, di qua per favore, mentre che lei cammina la va prendendo. Ecco, Antonello Gaggini ha fatto questa Madonna con 2 espressioni, e Antonello Gaggini ha fatto questa Madonna, e Antonello Gaggini ha fatto anche Gesù Bambino, e Antonello Gaggini ha fatto la Madonna con questi 2 visi di espressione, e anche Antonello Gaggini ha fatto questa Madonna con 2 visi con espressione pure del viso della faccia. Stiamo andando sulla torre del campanile, che questa torre è spagnola del 1600. Ora, questa torre
stiamo andando di sopra, la scala era antica, allora hanno fatto moderna. Abbiamo un sagrestano, mio padre prima era sagrestano, mio padre ha fatto il mandatare di servizio in carcerale e dopo quando ho fatto sagrestano a me e aiutato mio padre. Mi hanno chiesto di fare il sagrestano e io gli ho detto di no. Ho detto di no perché devo stare prigioniero in questa chiesa. Ecco, questa è la scala più antica. Questa è la scala più antica, sempre costruita dai spagnoli del 1600, dei paladini crociati spagnoli, l'ha fatto fare il vescovo, come ti diceva Nina Cazzolare. Questa è una scala antica, questa torre è la torre del campanile, il campanario costruito dal vescovo spagnolo. Come ti diceva io, quella torre doveva essere ancora 4 volte più alta, si doveva dominare tutta la provincia di Agrigento e si vedevano tutti i paesi di Agrigento, si vedevano con un carnocchiale e anche così quando il tempo era chiaro. Tempo d'estate no, che c'è la foschia, ma quando c'è la stagione invernale che non c'è la foschia, che è un tempo chiaro, si vede il vulcano, si vede in cima il vulcano di L'Etna, di giù da basso, dove c'è la ringhiera con le tessere antiche. Anton Turizio Forzoso e mio padre lo chiamava Anton Turizio Forzoso. I campani ce ne sono là in Anton Turizio, sì, io sono maestro di suonare campani e mio padre mi imparava quando aveva mio padre a me Bonanna mi imparava quando io avevo 16 anni, che mi portava a Cancapo Campanà e mi imparava come suonava i campani di San Giovanni senza danno. E a così sono maestro io, ho guardato mio padre Bonanna, che mio padre morì di vecchiaio a 86 anni, non aveva nessuna malattia. Mia madre morì a 70 anni, che morì da diabete, e mia madre morì martira. Mia madre è una santa in paradiso, e infatti mia mamma ha il potere che mi apparì dentro la mia casa, che io non mi vasuso. Dopo io mi ne pentivo e non mi risuso, che sono stato disturbato e non mi volevo sul lato destro della casa dove si entra. Una notte di questa io aveva sonno, era battuto di sonno, andiamo a portare verso l'11. Allora io avevo sbaglio e non potevo dormire, si vede che mi aveva spuntato le mani. E si dicono mezzanotte e mi ha spuntato mia mamma. Però io sapeva che io non mi vasuso. Io ero vigliante e tutti passati che mi lavava così. E io mi scandavo, che era mia madre. Io un dissidente, manco una parola dissi. E mi passava di sangue. Io c'era la scala a coccia alla casa che si girava così, che si innalzava suso. E mia madre c'era la scala a coccia e si innalzava suso. Dopo io aspettava che mia madre scendeva. Mia madre scendeva, la scala a coccia che girava così e mi
per impatti e mi dice, e mi metto che questa passerà così. Per un minuto, io mi metto che diceva niente, io che mi avevo incantato non diceva niente. Io si pensava che diceva mamma, spiegami come paradiso, spiegami come l'inferno, spiegami come... che io ci diceva mamma, che salvarmi il corpo e l'anima, spiegami come sei trovato l'inferno, spiegami come sei trovato il purgatorio, spiegami come è situato un paradiso terrestre. Allora io, insomma, era più felice, era più contento, nel mio corpo e nella mia anima stava più guardia come un soldato di sentinella per il mio corpo e per la mia anima, per i colpi degli altri e per l'anima degli altri. Poteva fare anche dei miracoli e poteva mettere quando avevano dolore di testa ai cristiani, io gli potevo fare un magnetico spirituale che gli faceva passare dolore di testa. E allora io mi sono spaventato, io ho visto che dico la così quando un po' che Gesù adesso! Pigliamo e mette spari. Ora suoniamo le campane, vai che fa!